Siamo a Villa Simius per la prima presentazione ufficiale del libro Il mondo al contrario del generale Roberto Vannacci. I contenuti del libro hanno suscitato tanto scalpore sia per le critiche ma soprattutto per l'apprezzamento della maggior parte dei lettori. Per questo è il fenomeno editoriale del 2023. In poche settimane il volume si è piazzato ai primi posti fra i best seller. Adesso mi sorprende, mi fa una domanda che io non mi aspetto. No, le faccio una domanda che lei si aspetta, perché nonostante il suo libro abbia causato un po' di trambusto, ma rispecchia quello che la maggior parte degli italiani pensano e non possono dire, e lei questo lo sa bene. Ma io questo l'ho scritto nell'introduzione del libro, dove ho scritto esattamente che pur non credendo di essere il portavoce della maggioranza, perché non ne ho né l'autorevolezza né le caratteristiche, ho sempre ritenuto che nelle materie, nelle tematiche che esponevo, vi fosse l'interesse della stragrande maggioranza dei cittadini. E i numeri delle vendite alla fine mi hanno dato ragione. Si dice che abbia venduto 70.000 copie in 15 giorni. Io non rinnego e non confermo, i miei numeri sono diversi. Qualsiasi numero si tratti è comunque ben oltre le mie aspettative, per cui ringrazio tutti i veri lettori del mio libro e ringrazio soprattutto Matteo Pucciarelli e Aldo Cazzullo, che sono i due giornalisti che mi hanno fatto marketing e promozione. Però lei sa anche un'altra cosa, perché io le chiedo tutto quello che lei si aspetta, non quello che non si aspetta. Lei sa che la maggior parte degli italiani sono dalla sua parte e il giornale, il quotidiano La Verità ha fatto fare un sondaggio e siamo più che altro tutti con lei. No, guardi, io questo non lo so. Ho fede in quello che dice il quotidiano La Verità, ritengo che lei probabilmente abbia ragione, so che una parte degli italiani la pensano come io ho scritto e mi auguro insomma che questo sia un fattore positivo, però non ho i numeri né gli strumenti per dire se sia la maggior parte o no. E stamattina ho letto una notizia che un piccolo editore pubblicherà il cartaceo e sarà distribuito in quante librerie? Guardi, non lo so. Il fatto che sia un piccolo editore, anche questa è una notizia abbastanza travisata. È il primo editore che mi ha contattato e al quale io ho dato la mia parola. Io insomma mi pregio di essere un uomo di parola. Dopo che lui mi ha contattato mi hanno contattato altri editori, ben più rinomati di lui, ai quali però ho detto che avevo già dato una parola a qualcun altro e quindi mi sono attenuto a quello che ho fatto. L'editore farà la seconda edizione del libro, non conosco la sua catena di distribuzione, non conosco a quante librerie arriverà, però ritengo che è nel suo interesse farlo arrivare alla più grande numero di punti di distribuzione possibile. Andrebbe a cena con il ministro Crosetto? Ma nel caso mi invitasse sicuramente sì. Generale, si chiama Roberto, ha scritto un libro, però prima vorrebbe ringraziare chi gli dà l'opportunità di fare questa che è la prima uscita pubblica dopo tante interviste televisive e radiofoniche. Senti, allora partiamo da frontespizio del libro. Ovviamente tu questa frase l'hai inserita prima che ci fossero i commenti e le critiche. Ti rifai a Benedetto Croce che dice: strani questi italiani, sono così pignoli che in ogni problema cercano il pelo nell'uovo. Quando lo hanno trovato, gettano l'uovo e mangiano il pelo. Questa sembra la reazione di coloro che a un certo punto, se il contenuto è l'uovo, lo hanno buttato e si sono fermati al pelo. Nel senso che non tutti, anche quelli che hanno scritto, hanno letto il libro, per cui tu scrivi 2 righe, poi spieghi nelle successive 4 o 5 il perché hai scritto quello, però vale solo l'enunciazione. Questo è il primo problema. Come ti sei trovato? Ma è stato premonitore questo detto che io ho riportato proprio all'inizio del libro ed è esattamente quello che è successo. Alla fine le prime critiche sono state estrapolate ad arte da un contesto che era ben diverso e questa estrapolazione è stata fatta in maniera strumentale e pretestuosa proprio per dipingermi come una persona
omofoba, razzista, xenofoba e addirittura ultimamente l'ultima accusa che mi è stata mossa nei miei confronti è addirittura putinista. Quindi il motivo per il quale ho inserito questa clausola è proprio quello, insomma, interpretate quello che ho scritto io, ma interpretatelo bene, perché se lo fate con una chiave di lettura diversa, non sono io il responsabile, siete proprio voi. Dal 1981 veniamo in Sardegna, io ero un ragazzo adolescente, e dal 1981 continuo a venirci tutti gli anni, perché adoro questa terra, perché adoro il profumo del mirto, del lentischio, perché adoro lo scorcio di mare che vedo dalla mia finestra. Adoro il carattere delle persone della Sardegna, un carattere forte, determinato, a volte scontroso, ma sicuramente sincero. E credo che rimanendo più a lungo in questa terra ne possa assorbire gli effluvi, quasi come se fosse una pianta. So che non è vero, però è una mia impressione a cui mi piace credere. E non a caso ci porto le mie figlie e mia moglie, perché credo proprio in questa sorta di possibilità di appropriarmi di quello che non è mio, lo è mio solo per un quarto, ma credo che possa in qualche modo diventare mio. Allora voi immaginatevi una persona che venisse ospite a casa vostra e che vi dicesse: no, smettetela di mangiare il maialetto perché mi offendete, non dovete farlo, è una cosa che offende la mia sensibilità in quanto vostro ospite. E poi vi dicesse: no, non voglio che mangiate sucallu, perché sucallu è una cosa brutta, uccidete un capretto da giovane, sono cose che non si fanno, siete voi che dovete cambiare le vostre usanze e la vostra civiltà. E che poi allo stesso tempo vi dicesse: no, non dovete mangiare il casumarzu, perché fa schifo, perché ci sono i vermi, perché è una cosa indegna. Ecco, come lo percepireste questo ospite a casa vostra? Lo percepireste come una persona che vi rende onore della vostra ospitalità o come un invasore? Questo è quello che io esprimo nel libro e spero che queste parole, per quanto crude, ma vicine alla vostra cultura, siano molto esplicite. L'ansia climatica